16ª edizione del Giugno Antoniano, il calendario di eventi attraverso i quali la città festeggia il suo santo, ma il 13 giugno 2022 sarà il giorno del ritorno della processione della statua di Antonio lungo le vie della città. Io credo che la processione del santo custodisca quei valori che abbiamo imparato a conoscere da secoli, vorrei dire, ma quegli stessi valori oggi li riassumiamo con un po' di nostalgia, appunto perché abbiamo 2 anni di non processione, di pausa alle spalle. Quali sono questi valori? Beh, direi innanzitutto quello che è stato più volte richiamato questa mattina, che è il valore della comunione e anche l'espressione della preghiera che si affida all'intercessione forte di Sant'Antonio per la città di Padova e per tutte le realtà che saranno rappresentate da tutto il mondo in quel momento. Un legame mai spezzato, quello di Sant'Antonio con la sua gente, che negli anni della pandemia ha trovato modo di esprimersi anche attraverso il nostro lavoro, che ha portato nelle vostre case lo straordinario volo delle reliquie sulla provincia, dall'ospedale di Schiavonia a Campo San Piero, e il viaggio via acqua della reliquia dell'avambraccio da Venezia in Basilica. Una festa che torna nella sua forma originaria, che la comunità dei frati attende con emozione. Ci sono certi momenti anche della festa che ti fanno venire i brividi, quando all'inizio della giornata alle 5:30 del mattino apri la basilica e trovi la piazza strapiena di persone, di pellegrini che vengono a piedi da tutte le zone di Padova e oltre per venire alla prima celebrazione in basilica. A volte proprio per richiamare anche legami, tradizione con i loro genitori, i nonni e così via, da sempre. E poi anche questo rapporto, anche quando esce fuori la statua nel momento della processione, è un altro momento di grande emozione. Quindi sarà una festa tutta da vivere. Il 12 giugno, sulle vie percorse da Antonio Morente nel 1231, cammineranno i 200 figuranti della rievocazione storica del transito, che partirà dal santuario di Campo San Piero all'alba per raggiungere l'Arcella a Padova in serata.